Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. Buonasera. Grazie, 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 grazie. È un piacere veramente ritrovarvi dopo 4 anni e ritrovarvi in un posto così straordinario come questo splendido, meraviglioso castello di Nelson. Quale inizio poteva essere migliore di questo qua? E vi ringrazio di essere intervenuti così copiosamente, ringrazio anche tutte le migliaia, mi auguro, di persone che sono in casa e che questa sera assieme a me fremeranno per questa 9ª edizione del Festival della Canzone Siciliana. Io vi sto a parlare da una stupenda scenografia, opera del maestro Francesco Contraffatto. Vi pregherei di tributare un caloroso applauso per questa esedra creata da Francesco Contraffatto. Scenografia che noi ci porteremo dietro per tutte e 13 le puntate, perché come ha detto Salvo La Rosa in apertura di trasmissione, praticamente ha detto lui, io non posso più dire niente, questo festival per la prima volta esce fuori da uno studio vero e proprio e si lancia in una tournée estiva. Toccheremo 13 splendide città siciliane, incontreremo 13 popolazioni diverse, per cui faremo un bagno di folla. Naturalmente tutto questo significa anche un grossissimo sforzo organizzativo e naturalmente per poter fare il tutto, lo ha detto anche Salvo La Rosa e tengo anch'io a ribadirlo, sarebbe tanto piaciuto che lo dicessi io, abbiamo il patrocinio come sponsor principale dell'assessorato alla regionale alla cooperazione, artigianato, commercio e pesca. Grazie all'assessorato regionale, all'onorevole Leanza in particolare, grazie Turi, grazie. Bene, a questo punto siamo qui, immaginate questa linea di partenza, io faccio un po' da madrina, taglio con un'ipotetica forbice questo nastro, partiamo per questa 9ª edizione, presentandovi alle mie spalle naturalmente con un grandissimo applauso l'orchestra. L'orchestra del 9º Festival della Canzone Siciliana e naturalmente al timone di questa orchestra Nino Lombardo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, Pippo. Visto che siamo alla prima, in bocca al lupo. Grazie. Per 13 settimane. È un bocca al lupo che ci facciamo reciprocamente. Da 4 anni questa realtà praticamente era stata tenuta in cassetto, ma devo dire è stata rispolverata per dare il meglio e noi ci auguriamo ma vedo che dopo così 3 anni sia. Siamo pieni di grinta. Ma insomma ce lo auguriamo. Un applauso anche per le nostre 2 vocalist, Mary e Antonella. Fatta questa doverosa premessa vogliamo iniziare alla grande come non l'abbiamo mai fatto, riempiendo questo palcoscenico con tutti i cantanti che si daranno battaglia questa sera e anche con l'ospite che ci allieterà. Signori, allora ho il piacere, accompagnati da grandissimi applausi, di presentarvi i piccoli Marco Toldonato e Valentina Naselli, il duo Diamante, Salvo Briguglio, Franco Mertoli, Maurilio Lala, Saretto Calì, Umberto e Giovannella, Paso, i Domino e l'ospite nostro di questa sera, non so come chiamarlo, lo stilista, il fantasista, Alfredo Nocera. Ecco qui Alfredo, prego. Benissimo, siamo tutti qua pronti per offrirvi, ci auguriamo, una lunga kermesse di musica e di altre cose naturalmente. Maledetta ma prima l'invenzione del telecomando, ha disgregato le famiglie, chi vuole vedere la telenovela, chi la partita di calcio, chi ancora il film, ci si litiga al televisore dalla mattina alla sera, insomma non c'è più pace. Noi invece chiudiamo con un telecomando di Caruso, Privitera, Scuderi, cantano Umberto e Giovannella, grazie! So
Fiorentina, mi spunta Terence Hill in Arizona, Casparti con la diavolina, c'è Bud Spencer che capurra un pugno, scompare e mi spunto Totò Cutugno. Non ti picchiare di collera, di quanto m'ha buttato, da sti scenati comici, tutti ci hanno cascato. Stu cangia e scanciatura fino a quando un nonno tiene inutile comando. Mentre mi viro una telenovela, quando chi fa rincia non ce n'è, appena i due cuglionella, un pari menci cantala per te. A vincere da nostra vada che combinavo, a già sincero un'azza di la nonna, canto televisori ci contavo, c'era un bello programma con Madonna. E già si preparavo di mattina, armata di missale e coroncina, ma appena vista in da televisione, meschina ci picchiò una lesione. Non ti picchiare di collera, di quanto m'ha buttato, da sti scenati comici, tutti ci hanno cascato. Stu canti e scandatura fino a quando ci avvicini a code le comando. To facci casa liscia lo mustazzo, cercando posto ma che non ce n'è, si portando soggiorno matarazzo, pipiri di carusi coccodè. Mentre cantava pace, mi rude le giornate, tutta una c'è Manfredi con caffè. E mi vinni cu telecomando, non mi credeva che faceva danno. Ora la iatta mi sta in prima fila, con l'occhi chiusi e l'aria distratta, di botto scatta con la curatesa, perché vi riscontare un kit car. Non ti picchiare di collera, di quanto m'ha buttato, da sti scenati comici, tutti ci hanno cascato. Tu canti e scandatura fino a quando non sconcentriamo su telecomando. Tu canti e scandatura fino a quando non sconcentriamo su telecomando. Grazie Umberto e Giovannella. Abbiamo ascoltato le 6 canzoni siciliane Siamo di questa arrivati, sera. siamo arrivati finalmente al gran finale. E per questo gran finale, come ogni gran finale che si rispetti, io vorrei sul palcoscenico tutti i protagonisti di questa prima serata del 9° Festival della canzone siciliana. E allora, Marco Toldonato, Valentina Naselli, il duo Diamante, Salvo Briguglio, Franco Mertoli, Maurilio Lala, Saretto Calì, Umberto e Giovannella, Angelo Tosto, Riccardo Maria Tarci, Piero Montandon, Paso, I Domino, Nino Lombardo, lo straordinario Alfredo Nocera e le sue mannequin, le nostre vallette. Ciao Alfredo, Tania Piattella, qua vicino a me. Allora, sì. Scusatemi un attimo. Una precisazione, sì.
Vorrei ringraziare personalmente i parrucchieri Cottone e Di Stefano del gruppo PIC e la ditta I Pedalino per la splendida collaborazione al mio look. E poi vorrei salutare voi, pubblico di Bronte, siete stati stupendi, grazie mille. Straordinari. Io vi ricordo ancora una volta che sono già in commercio le cassette con le canzoni del nono Festival della canzone siciliana. Ecco le qua le nostre vallette che fanno corona. Per quanto mi riguarda, signori, dichiaro conclusa questa prima serata qui dallo splendido Castello di Nelson di Bronte da parte di Tania Piattella, Nino Lombardo. Pippo Pattavina, volevi dire qualcosa Pippo, ancora? ma com'è andata? Benissimo, mi auguro. Signori, vi ricordo che la replica di questa serata sarà sabato alle 15:30 su Teletna e martedì alle 22:30 su Antenna Sicilia. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao a tutti! A Lingua Glossa. Ciao a tutti! Buon festival, ciao! Buonanotte! Insieme poi è già deciso, me ne andrò. I nostri incontri ormai finiscono ed io mi devo allontanare anche da te. Non c'è un'altra come te. Impallidisci ma sorridi. Sei così cara. Io però so quanto